Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti nell'appuntamento quotidiano con l'oroscopo del giorno. Ci lasciamo guidare anche oggi dalle stelle di Radio.0 nelle ultime novità anche di questo mercoledì. E allora iniziamo subito e partiamo dall'Ariete. Per colpa della luna in transito nel vostro segno opposto perderete più tempo del previsto nel portare a termine un progetto a cui tenete molto. Nonostante il forte desiderio non riuscirete a trovare subito le parole giuste, vi sentirete un po' impacciati oggi. Toro, non vi trastullate troppo, potreste perdere il leggero vantaggio che avete accumulato fin qui. Va bene prendersela comoda, ma non esagerate. Non perdete di vista i vostri obiettivi prioritari, tra questi non deve mancare l'aggiornamento professionale. Gemelli, se nella vostra vita sono in corso dei mutamenti, la luna in un segno d'aria vi darà una mano nell'adattarvi perfettamente a qualunque situazione. Per realizzare al più presto un desiderio occorrerebbe avere più risorse rispetto a quelle disponibili al momento. Cancro, con la testa tra le nuvole sarà davvero arduo consegnare il lavoro in tempo per la scadenza. Colpa della luna in quadratura, oggi ci vuole concentrazione. Non scaricate le responsabilità sull'ultimo arrivato, se a ben vedere poi sono invece solamente vostre. Leone, per merito del sestile lunare migliorate i contatti e la comunicazione a livello sociale e imprenditoriale. Pubblicizzate le vostre migliori idee, sarà un successo. Seguendo tutte le regole del gioco, poi, la vostra pedina avanzerà inesorabilmente verso il traguardo. Vergine, attraverso un'analisi minuziosa potrete capire la direzione più proficua per voi. A livello economico occorre però molto sangue freddo. Nella professione state andando benone, ma forse dedicate troppo tempo agli affari e poco al cuore. Bilancia, utilizzate tutto il senso pratico regalatovi dal trigono della luna in casa vostra con Saturno. Oggi risolverete da soli molti intricati problemi. Avete dimostrato grande lealtà con il vostro migliore amico, non potrà che ringraziarvi con stima. Scorpione, attenzione alla possibile dispersione. Troppe telefonate, troppi messaggi e chat spesso inutili. Alla fine vi sentite come persi in un oceano. La disposizione d'animo conta più di grandi discorsi filosofici che alla fine lasciano il tempo che trovano. Sagittario, grazie alla luna nell'amica bilancia avete il carburante giusto per far decollare i vostri pensieri che supereranno subito ogni nuvola del cielo. Perfezionisti come già siete, non potete accontentarvi del risultato raggiunto nonostante sia notevole. Capricorno, meglio non seguire l'impulso della luna in disarmonia con il vostro segno, spegnete sul nascere ogni diverbio senza dimenticarvi di regalare sempre un sorriso. Anche se qualcuno in passato non si è comportato in maniera eccelsa, potrete riuscire finalmente a perdonarlo. Acquario, se verrete chiamati a ricoprire una posizione di responsabilità, non tiratevi indietro, avrete l'appoggio necessario dal trigono Luna-Saturno. La vostra lealtà sarà infine premiata, in un modo o nell'altro, anche i meriti nascosti finalmente vedranno la luce. E chiudiamo infine con i pesci. Anche le piccole paure quotidiane affrontate con animo sereno possono essere vinte senza troppe difficoltà se credete in voi stessi. Non giudicate l'operato altrui e anche voi, così non sarete giudicati per una piccolissima svista. Ed è tutto quindi anche per questo mercoledì dalle nostre stelle di settembre. Ci risentiamo domani con tutte le novità. Intanto auguriamo una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0